Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni e ben ritrovati tutti quanti. Dunque, oggi parliamo di un premio, anzi di un attestato di merito, ma l'occasione è propizia per invitare una compositrice, ci tengo a dire, e anche direttrice d'orchestra, e un editore, insomma, decano della nostra scena musicale italiana. Stiamo parlando di Maria Chiara Casà e Franco Bixio. Perché? Perché l'occasione è stata proprio il premio Bix Academy attestato di merito 2025, che è stato rilasciato proprio alla compositrice siciliana. Massimo, però, parlaci un po' meglio di Maria Chiara Casà, che è anche tua corregionale. Certo, compositrice siciliana, classe 1994, diplomata in pianoforte e direzione d'orchestra, come giustamente dicevi anche tu. Lei proprio si divide tra la musica applicata alle immagini, come collaboratrice di altri compositori, orchestratrice e direttrice d'orchestra e autrice in proprio di colonne sonore, per l'appunto come Fratelli di Antonio Padovani, ma anche altre colonne sonore. Ha collaborato anche con Marco Werba per alcuni film horror o fanta-horror. Maria Chiara Casà, tra l'altro, è assurta agli onori della musica classica con diverse commissioni nel 2025 che l'hanno vista autrice al Teatro Massimo di Palermo della composizione Cantus, canto per Santa Rosalia, per coro misto e pianoforte. Poi ha scritto anche un duo da camera per violoncello e pianoforte, suonati dai grandi e nostri cari amici Gilda Buttà e Luca Pincini. Va bene Massimo, allora andiamo a sentirci questa intervista con Franco Bixio e Maria Chiara Casà. Allora, ne abbiamo parlato e quindi a questo punto li facciamo entrare. Franco Bixio, ciao Franco. Stavo bussando da 3 ore per entrare. Devi citofonare la prossima volta. Esatto. E Chiara Casà, che come vedete si scrive Chiara Casà e non Maria Chiara Casà. Ciao Chiara. Buongiorno, Ciao, Chiara. buongiorno. L'importante è che ci sia l'accento, poi il resto... Guarda, ti posso dire una cosa, Chiara, mi hai fatto sballare il mio smartphone e il mio T9, perché da quando ho scritto Casà, ogni volta che scrivo casa, mi ci mette l'accento. Va bene, colonizziamo tutti. Allora, siamo qui per parlare di questo premio Bixio e di questo attestato di merito che è stato dato a Chiara Casà. Io però, prima di far parlare Chiara, chiederei a Franco come nasce questo premio, insomma, anche chi sono stati i precedenti vincitori, eccetera, eccetera. Grazie, prima cosa, di averci chiamato, fare questa trasmissione che è molto seguita soprattutto nel web, ma voglio raccontare, per chi non lo sapesse, brevemente, Bixio è una grande edizione musicale specializzata in colonne sonore che esiste dal lontano 1920, fatta da mio padre, che era un autore di celebri canzoni degli anni 30-40, e ha portato sempre avanti il lavoro nel mondo delle colonne sonore, fin dalla prima colonna sonora del 1930. E allora ho pensato di fondare la Bixio Academy, che ha come scopo, come obiettivo, proprio sia raccontare la nostra storia attraverso i grandi nomi delle colonne sonore, quindi attraverso la loro celebrazione, sia per chi purtroppo non c'è più, ma sia anche ovviamente per chi è ancora sulla breccia. Collateralmente al racconto storico abbiamo continuato, come ha già fatto mio padre per quanto riguardava gli autori, come ha fatto mio fratello Carlo nel mondo della fiction. Abbiamo sempre guardato con attenzione ai giovani, perché era un piacere personale della nostra famiglia, ma soprattutto era un'attenzione a quelle che potevano essere le nuove generazioni, e quindi creare una connection tra le nuove generazioni e il nostro gruppo editoriale storico, e quindi farci conoscere anche
dalle nuove generazioni. Abbiamo un po' più di difficoltà adesso a parlare con l'intelligenza artificiale, ma riusciremo a fare anche qualcosa con loro. Meno male che hai delle difficoltà. Teniamole le difficoltà, teniamole. Assolutamente, anzi, prego di essere parte diligente e di portare all'attenzione sempre degli ascoltatori le problematiche che possono nascere, oltre che le cose anche utili che porta con sé. Mix Academy ha creato questo attestato di merito. Non è un premio, ma proprio è un attestato di merito che all'interno della nostra organizzazione rilasciamo a quelli che in quel momento ci sembrano dei giovani meritevoli di attenzione, per varie ragioni, non solo perché sono dei grandi musicisti, come nel caso di Maria Chiara, ma anche perché sono anche attenti alle nuove tecnologie. È stato il caso di Andrea Russo lo scorso anno, e poi Ginevra da Nervi, che era già in carriera, diciamo. Maria Chiara Casà è già anche lei in carriera, ha fatto con noi un bel lavoro, Due Fratelli, e sta facendone un altro. Ci è sembrato opportuno consegnare questo attestato di merito con una precisazione per quello che è il lavoro che abbiamo ascoltato di Maria Chiara Casà. La voglio leggere perché è giusto. È stato dato l'attestato di merito 2025 per la particolare intensità descrittiva delle orchestrazioni che armonizzano scenari di ampio respiro e profondità di dialogo. Vi invito ad ascoltarla, poi la musica dei Due Fratelli, perché si ritrovano queste parole all'interno della sua composizione. Allora io vorrei lasciare la parola a Chiara dopo tanta introduzione. Aspettative altissime. Chiara, raccontaci un po'. Allora, riguardo il premio, io non me l'aspettavo onestamente. Quando ho ricevuto la telefonata, io sono sempre con la sindrome dell'impostore. Ho detto, oh, vediamo che è successo. E poi invece mi hanno detto, sai, hai avuto un premio, io sto sempre lì. Mi sono proprio emozionata. Infatti l'altro giorno in radio stavo senza saliva perché stavo con l'emozione, dico, sto realizzando che sono a Radio 3, la radio che ascoltavano prima di andare a scuola media, accendevo alle 6:30 torturando mia sorella, i concerti al mattino famosi. Ti interrompo perché non l'abbiamo detto che questo premio, questo attestato è stato rilasciato in diretta nel programma Rai di Steve Della Casa, Hollywood Party, quindi è anche un buon modo per riceverlo, no? Sì, esatto, e quindi il premio mi ha onorata particolarmente perché oltre l'attestato, insomma, ho fatto bene allora con quel film, ho fatto bene il mio lavoro e ogni tanto, se dirselo dire, mi fa anche bene. Quindi grazie, ovviamente, grazie Franco, grazie a tutti quelli che mi hanno pensato. Stiamo parlando di Come Fratelli, con la regia di Antonio Padovan e la partecipazione attoriale di Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Battiston. Sono due vedovi costretti a crescere insieme i figli delle mogli defunte. Quindi anche una storia intensa tra il serio e il faceto, però comunque molto molto raffinata, molto delicata. E raccontaci un po' anche com'è stato approcciarti a questa tematica, a questa storia. Questo film è stato molto complesso. Io personalmente su di me trovo molto complesso. Più difficili di tutti sono le commedie. Quindi se mi danno qualcosa di drammatico lì, abituata forse venendo dalla musica colta, è più semplice. La commedia è come l'allegro chirurgo, no? Devi stare attento perché è un attimo che fai un disastro. Però avendo lavorato con la famosa gavetta, con altri compositori che hanno fatto commedia, io appunto ho fatto da orchestratore, diciamo che qualche trucchetto, qualcosa mi ha aiutato, e soprattutto il rapporto col regista. E mi ha detto, guarda, te la senti di fare una musica, voglio che non sia la solita commedia, che sia qualcosa di più, una lettura quasi psicologica della vicenda, un po' più orchestrale. Ho detto, perfetto, il mio modo. Sono andato, mi ricordo proprio, stavamo prendendo uno spritz, parlando di Inter, che eravamo tutti e due interisti. A un certo punto ho detto, guarda, vado a casa, erano le 6, vado a casa, entro stasera, ti mando un provino con il pianoforte. Gli ho mandato l'idea, mi ha detto, guarda, mi sono innamorato di questo tema, voglio questo tema per tutto il film. Perfetto.
Poi è stato anche forse un po' abusato perché io non lo potevo più sentire, invece a lui piaceva e quindi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa e ovviamente con l'orchestrazione che è il mio mondo, cioè io vengo da lì, dall'orchestra ed è la cosa che mi piace di più. Diciamo, forse non lo dovrei dire perché per la colonna sonora ti possono chiedere qualsiasi genere, qualsiasi cosa, però quella è la mia preferenza e dove mi trovo più comoda. Beh, io posso aggiungere che una delle cose importanti, ma questo probabilmente Maria Chiara già lo sa, è quello di mantenere poi dopo il lavoro un buon rapporto con le persone con cui si è collaborato, perché poi si crea quel clima magico che si è creato in grandi abbinate tipo Piccioni Sordi o Morricone Leone, eccetera, che sono indissolubili e quindi va bene per il regista, va bene per il musicista e a volte anche per l'editore. Però a proposito della commedia, Maria Chiara dice è la cosa più complicata è farla, perché se fosse stato drammatico sarebbe stato più semplice. Mi è venuta in mente una frase di Totò che diceva la cosa drammatica è fare ridere. Esatto. perché è così, è molto, molto più difficile. La cosa che mi dispiace invece, e qui lo devo dire in diretta, è che non lo sapevo, se no questo avrebbe potuto anche incidere sulla decisione, è che ho scoperto che Maria Chiara è interista. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Sono d'accordo con Franco, sono assolutamente d'accordo con Franco. Io potrei anche mutarla qui, Chiara, per quello che ha detto, però non lo... Pensa che io sono calcistico, non me ne può fregare di meno, quindi va bene. Chiara è una tifosa seria, cioè non so se hai visto che c'ha lì appeso alla rete, capito? Mica Stockhausen. Addirittura ispirata, si ispira, diciamo che se la squadra è vincente, ovviamente Maria Chiara lo sarà. Beh, certo, certo. Senti, io volevo fare una domanda a Chiara, ma anche a Franco, perché leggendo insomma la biografia di Chiara appare chiaro che la sua carriera già si svolge su un doppio binario. Da una parte c'è la musica per immagini, dall'altra parte c'è la musica contemporanea. Secondo me, quindi, come diceva Morricone, no? L'importanza di coltivare sia la musica assoluta che la musica applicata è una cosa fondamentale. Io anzi credo che se ogni tanto interagisse la musica contemporanea e quindi tutto ciò che ha a che fare con la sperimentazione nell'ambito invece della musica per immagini, che di per sé più mainstream, farebbe anche del bene. Lo dico questo perché mi è capitato ultimamente nel mio podcast che faccio sugli anni 60-70, che erano gli anni in cui in Italia c'erano tantissimi sperimentatori, che però facevano anche colonne sonore. Parlo di Egistio Macchi, Gelmetti, Marinuzzi Junior, eccetera, eccetera, e che hanno fatto delle grandi colonne sonore. Allora, la domanda che faccio sia all'editore che alla compositrice: pensate che un po' di sperimentazione nell'ambito delle nostre attuali colonne sonore farebbe bene a tutta la nostra scena, per dare un po' di suono meno omologato e anche per contrastare la musicalità ai compositori extraeuropei? Ecco, per avere una nostra identità potrebbe essere una buona cosa quella di cercare anche di sperimentare? Secondo me il discorso dell'identità non è, diciamo, estero, italiano, secondo me è proprio personale. Certo. C'è qualcuno che magari già lo fa, di inserire all'interno delle colonne sonore un proprio linguaggio che poi è quello della musica contemporanea. Poi contemporanea vuol dire tutto, vuol dire niente, diciamo, quel tipo di sperimentazione che va al di là della triade maggiore, quando c'è una cosa allegra, diciamo, proprio in maniera grossolana in soldò. Cioè quando la scena è adatta, è funzionale a quella musica, a quel film, a quella cosa, io personalmente provo a farla. Non in maniera forzata, per dire per forza dobbiamo inserire l'elemento originale, perché quello diventerebbe una sorta di ossessione che forse tutti gli studenti di composizione nei primi anni hanno. Cioè devo essere originale a tutti i costi, devo essere riconoscibile, devo essere contemporaneo, che quasi diventa la moda, no? E quello no, quello assolutamente vade retro. Però se la scena mi ispira e dico forse è più utile andare su sonorità
diverse da quelle della musica della colonna sonora, anche lì prendetemi con le pinze, allora sì, deve essere un matrimonio tra le due cose, non lo faccio apposta di metterlo e così non lo faccio apposta di privarmene se non serve. Per esempio nel film a cui sto lavorando ora, che è un'altra commedia, non è minimamente il caso mettere sonorità contemporanee. Se mi capita che magari un violoncello anziché suonare con l'arco suona in un'altra maniera, ma in un linguaggio tradizionale, va bene. Però non forzerei la mano né da un lato né dall'altro. No, io comunque non intendevo metterla a forza le cose, ma quando ha un senso. No, io volevo specificare perché sono le domande che io, i discorsi che faccio dentro di me quando scrivo, che mi piacerebbe fare più musica contemporanea, proprio nella mia vita, però ovviamente bisogna arrivare a un compromesso col mondo esterno, altrimenti si finisce come quei compositori un po', diciamo, nella loro torre d'avorio che dicono io faccio questo, non mi capisce nessuno. Però ecco, la mia paura è di diventare così o di diventare anche troppo commerciale, troppo radiofonico. Voglio essere io. Io oggi sono in un modo, domani magari sarò in un altro modo, musicalmente ma anche come persona, diciamo. Penso che la musica rispecchi, è una cosa che va insieme. Ok, e sentiamo allora a questo punto l'editore e compositore. Prima cosa bisogna lasciarsi andare, quindi rispondo a Maria Chiara, lasciati andare. E poi Marco giustamente ha fatto riferimento agli anni 60-70, drammatici anni in cui la musica è stata ghettizzata dalla critica e non dai musicisti, per cui esisteva solo la musica atonale. Guai se c'era qualcosa di tonale, ricacciato via dal consesso. E questo ha creato dei danni enormi. Come in tutte le cose, come in tutte le scienze, come in tutte le arti, esiste la sperimentazione, esiste poi l'arte popolare. Allora, la sperimentazione è giusta che ci sia, ma io non la chiamerei poi, scusami Maria Chiara, ancora una volta musica contemporanea, perché contemporanea non ha molto senso. Se contemporanea significa di oggi, tutta la musica, allora anche il rap è una musica contemporanea. Io dividerei, se purtroppo dobbiamo dividere, con la musica di sperimentazione e la musica a livello di ascolto popolare. Allora, la sperimentazione è giusto che ci sia, perché se no la musica non va avanti. Cioè, se non ci fosse stato Stravinsky, stavamo ancora lì. Quindi è giusto che ci sia, è giusto che dia quelle formule magiche, come succede nella farmacologia o nella scienza, eccetera, che permettano poi a dei prodotti come l'aspirina, questo per chiarirlo in maniera semplice, di essere buona per molte persone. L'aspirina è la musica più ascoltabile. Ora, quando il grandissimo autore che abbiamo avuto a livello mondiale, Ennio Morricone, quasi disconosceva per molti anni, ha disconosciuto il valore e il lavoro che lui aveva fatto per il cinema, e questo era dannoso per tutto il settore, per gli altri musicisti, per la musica stessa. Poi dopo si è ricreduto probabilmente, forse si è ricreduto proprio nel momento in cui è uscito dalle studi di registrazione e è andato lo stesso su un palco ma davanti al pubblico. La cosa cambia completamente. E lì lui si è reso conto, ha toccato con mano il valore di quelle musiche che aveva composto lui come altri, e ha toccato anche con mano la difficoltà comunicativa delle musiche sperimentali. Quindi il passaggio è: la sperimentazione è giusto, è doveroso, e per carità, se non c'è creiamo danni anche in un altro senso, ma al servizio di quello che deve essere poi la diffusione della musica. Non dimentichiamoci che la musica, come ha detto Chiara, non può essere fine a se stessa da tenere nel cassetto, ma deve essere un modo di comunicare verso gli altri. Si dice che la musica proprio è il linguaggio universale, e allora deve parlare con tutti.
o quantomeno con molti. Io ho smesso di fare il musicista perché a un certo punto mi sono ritrovato a fare un altro mestiere e quindi avrei dovuto cominciare a comporre per me, per tenerle nel cassetto, ma non ci penso proprio. Che ci faccio? Franco, tu hai parlato di Ennio Morricone, mi è venuto in mente un aneddoto che ci racconta spesso il nostro amico compositore Pierluigi Pietroniro, che quando scrisse la prima colonna sonora per un film horror, andò da Morricone e gli disse: ah, sto facendo, maestro, un film horror. E lui gli rispose, Morricone, e allora dagli le dissonanze. Ecco, questo piccolo aneddoto fa capire quanto in fondo la musica atonale può essere utilizzato, poi a chi è meglio di te lo posso dire, Franco, in ambito horror. Cioè, certamente nella commedia no, perché la vedo stravagante mettersi a sperimentare lì, però in certi film può essere assolutamente funzionale, ecco. Comunque, tornando proprio a Morricone, anche nelle commedie lui qualcosa di strano ci ha messo. Sì, quindi certo. Se vogliamo chiamarla contemporanea o musica futurista, che voi avrete senz'altro ascoltata, che era Russo proprio però dei pezzetti anche nella commedia ci possono stare. Ma sì, mi avete fatto venire in mente che ho visto un bellissimo film, Saturday Night, che racconta la prima messa in onda live del Saturday Night Live storico, programma comico di rottura, sarcastico, cinico americano, con John Belushi, Chevy Chase, e le musiche sono di John Baptiste, ed è tutto un elemento jazz che piacerà molto a Marco, percussivo continuo, quasi fusion, che devo dirti quasi stona con tutto il resto, però siccome è una continua frenesia tra comicità, assurdo e follia totale di un Belushi strabordante, è perfetta, ma è una musica quasi sperimentale che su una commedia, devo dire, quasi un attimino ti lascia perplesso, però è funzionale perché è al servizio delle immagini e riesce a toccare le corde emotive. E tu l'hai notata, è come quando io sono rimasto circa 20 minuti, mi ricordo, in un museo ad Amsterdam, di fronte a una tela gigantesca che prendeva tutta la parete, che era metà gialla e metà verde. Per quei 20 minuti mi sono chiesto veramente tante volte, ma l'avrei potuto fare anch'io. No? In realtà ho parlato, tornando a Roma, con un mio amico architetto che si intende ovviamente di arte, e gli esprimevo il mio disagio di fronte a questa cosa che era anche quella sperimentale, no? E dopo mezz'ora che ne parlavamo, lui mi ha detto, diceva, guarda, la ragione per cui quell'artista ha fatto quel quadro è esattamente quello che poi noi abbiamo fatto. Abbiamo parlato per mezz'ora di sperimentazione, eccetera. Quindi il messaggio era: parlatene. Franco, taglio corto, se al posto di giallo e verde fosse stata giallo e rossa, te vabbè, queste domande tutti più ispirati. Franco l'avrebbe comprato, non è più sicuro. Invece io devo chiedere una cosa prima poi di andare a chiudere questa nostra bellissima chiacchierata. Volevo chiedere una cosa a Chiara, ma io ti ho visto anche dirigere oggi una donna che ha anche una grandezza nella direzione, soprattutto in tempi in cui vengono spacciate per direttrici d'orchestra che non mi addentrerei in questa. Massimo, è un discorso pericolosissimo. Tagliamo questa parte qua e andiamo sulla parte della direzione. Però no, invece ti chiedo, io ho visto anche, ho seguito proprio anche le tue composizioni, l'opera lirica, il bellissimo pezzo che hai scritto per Santa Rosalia, quel Cantus si chiama, giusto? Sì. Pronunciato bene, perfetto. Cosa vuol dire per te dirigere la tua musica? Cioè metterla al servizio dei musicisti che poi te la devono restituire e far vivere emozionalmente al pubblico? Allora, di dirigere la mia musica mi è capitato una volta sola, di dirigere un pezzo mio, e ho detto non lo farò mai più, perché infatti io dirigo le cose degli altri, perché è come un genitore che deve educare il figlio e magari poi il figlio fa un'altra cosa, però ho sofferto tantissimo,
perché nella testa avevo una cosa e comunicarlo col gesto senza parlare, perché poi meno parli meglio è, e avere un ritorno leggermente diverso, perché non perché fosse sbagliato, ma perché, come diceva Toscanini, diciamo, tra la musica e Dio ci siete voi. Ovviamente faccio una mega parafrasi, ovvero gli esseri umani suonano, non è una macchina, non è il MIDI, quindi sicuramente ci sarà un ritorno diverso. Su un pezzo mio non lo so perché ho sofferto veramente tanto, ho detto emotivamente troppo, non perché fosse brutto, ma era troppo intenso, forse un fattore di ipersensibilità in quel momento, non ve lo so dire, ho scelto proprio di non farlo più. Invece la musica degli altri la faccio diventare mia, nel senso che la studio così tanto, perché ci tengo tanto affinché venga l'idea del compositore, forse perché ho sofferto quella cosa, quindi dico voglio che venga come l'ha voluta, come l'ha pensata lui. E alla fine quella cosa mi viene meglio, perché non sono emotivamente coinvolta, ecco, ho trovato la frase. Ed è molto molto bello, cioè lì sono l'ostetrica che fa nascere il bambino. Bella, questa cosa è bella. Sì. Bellissimo esempio. Comunque, a dimostrazione che ognuno deve fare il proprio mestiere, cioè nel senso che ormai, soprattutto nella musica, ognuno fa il mestiere dell'altro, no? E invece non è così. Il direttore d'orchestra fa il direttore d'orchestra, diventa un grande direttore d'orchestra, il compositore fa il compositore, poi a volte lo può fare, però sono mondi anche diversi. E giustamente Maria Chiara dice: io studio la musica degli altri e la interpreto, ed è forse un giusto filtro che ci deve essere tra il compositore e l'esecuzione. Ma adesso dobbiamo passare, Massimo, alla domanda finale. Vai. Vado. Noi facciamo sempre la domandona che lascia un attimino sbigottiti, visto che è così a bruciapelo, ma chiediamo alla nostra Maria Chiara Casà: qual è per te la canzone originale per un film che ti è rimasta più impressa, ovviamente non tua, anche se ti auguriamo di scrivere canzoni per film? Allora, ce n'è una. La canzone è un pezzo che sta sul film Scianizza d'Amuri di Giuseppe Fiorello, ed è Lontano di Giovanni Caccamo, che l'ha scritta e la canta anche nel film. Questa cosa sa un po' di campanilismo. No, però è quello, cioè, la domanda fatta, la prima emozione, proprio il pensiero è stato quel film, perché quando l'ho visto mi si è bloccata l'anima, ho pianto 3 giorni e l'ho rivisto per poi riapprezzarlo meglio. Mi ha devastato, ma in positivo, c'è proprio estrema intensità. Bene. E Franco? Io vi porto su un altro terreno, perché se dovessi dire la canzone che più mi ha colpito ancora oggi, dovrei dire una canzone di mio padre. Non a caso Parlami d'amore Mariù, no? Certo. Perché non solo è stato un grande successo, non solo era di mio padre, ma ha inventato Vittorio De Sica cantante. Allora salutiamo Chiara Casà e Franco Bixio, grazie di essere stati con noi. Il più grande futuro da compositrice e direttore d'orchestra a Chiara, e a Franco che gli devo dire, cioè lui la storia 100 anni, 100 anni, ma pure 200, vai, 200. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci.